Beh, è importante dire che noi da ormai un paio d'anni stiamo cercando di far passare due emendamenti a livello nazionale che ci permetterebbero da un lato di togliere il pedaggio sul CAV, ma dall'altro di fare un sacco di investimenti, di spostare la barriera di Villabona su Dolo e poi ovviamente far diventare questa società che è tutta pubblica, metà del governo, metà della Regione Veneto, come unico nuovo concessionario in Veneto. Questo è un progetto che si può realizzare se ci passano questi emendamenti, ma il tema di questi emendamenti è un altro, che noi riusciamo con questa modalità investire da subito 1 miliardo di euro sulla via vitale regionale ed è esattamente l'obiettivo che abbiamo noi. Peraltro stiamo parlando semplicemente di una concessione da dare a una società tutta pubblica, non c'è neanche un millesimo di quota da parte di un privato. Quando era partito l'idea? Detto appunto, Ma guardi, ci stiamo ragionando da 3 anni, operativamente con emendamenti dal Conte 1, perché abbiamo già tentato con il Conte 1 di aver approvati questi due emendamenti e l'abbiamo chiesto anche il Conte 2, sono stati bocciati. Adesso spero che l'assessore De Berti assieme al ministro De Micheli trovino un quadro.